Il commissario più amato d'Italia, Salvo Mondalbano, nato dalla penna dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, sbarca anche su Topolino. Lo spunto nasce da una gita che Topolino e Minni fanno in Sicilia e Topolino diventa Topalbano. C'è una detective story e il paese dove Topalbano indaga si chiama Vigatta, proprio con 2T, meglio non dire di più. È lo stesso Camilleri a svelare un formato inedito nel quale verranno trasposte le sue storie. Walt Disney si propone ancora una volta di portare sulle pagine del noto settimanale Topolino un fenomeno letterario di grande successo, un numero certamente imperdibile per tutti gli appassionati di Montalbano. Sarà interessante vedere quali noti personaggi Disney verranno assegnati ai vari protagonisti della saga. Minnie sarà probabilmente Livia, ma quale ruolo avranno Pippo e gli altri ne sapremo certamente di più a breve. E intanto sta per finire per i milioni di appassionati l'attesa per il nuovo romanzo sul commissario Montalbano. È fissata per il prossimo mese di giugno l'arrivo in libreria di Una lama di luce. In questo romanzo le vicende che si combinano tra loro sono tre: il commercio di quadri nei quali è impegnata Marian, il traffico d'armi dei tunisini mentre nella loro patria è in corso la lotta di liberazione, la rapina subita da Loredana e l'omicidio che ne è seguito. Quale sarà la direzione giusta per risolvere ogni cosa? Ma non è la sola sorpresa che Una lama di luce riserva. Ritroveremo infatti un personaggio dei primi romanzi e non sarà una presenza di poco conto.